Nuova emergenza, vecchie regole e soprattutto una mole di burocrazia che ha pesanti ripercussioni sul mondo produttivo ed economico. Dagli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro una mozione al governo per stigmatizzare i provvedimenti per imprese e lavoratori approvati in seguito all'emergenza coronavirus. I dati della crisi diffusi ieri da Regione Veneto e Veneto Lavoro parlano di quasi 17.000 domande di cassa integrazione in deroga per un totale di circa 48.000 lavoratori interessati. Negativo il saldo fra assunzioni e cessazioni, meno 20.400 unità rispetto ai più 19.500 dello stesso periodo dello scorso anno. La diminuzione delle assunzioni a tempo indeterminato è risultata maggiore nei settori considerati non essenziali dai decreti governativi. Per i contratti a termine invece crollo in tutti i settori, una situazione che si protrarrà anche nei prossimi mesi con turismo e commercio che continueranno a pagare l'epidemia dopo aver già perso 20.000 posti di lavoro. Datori di lavoro e lavoratori si sarebbero aspettati di essere coperti con semplicità e rapidità dal sistema degli ammortizzatori sociali. Questo purtroppo non si sta verificando per la complessità di usare degli strumenti ordinari, i quali cassa integrazione ordinaria, fondo integrazione salariale e cassa integrazione in deroga, a fronte di una emergenza del tutto straordinaria. Data la straordinarietà ci saremmo aspettati un unico strumento e un'unica procedura, dice il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Belluno e coordinatore regionale del medesimo organismo. I problemi si verificano proprio attraverso l'uso del sito INPS, in quanto far passare attraverso lo stesso canale una moltitudine di soggetti ha creato delle difficoltà proprio nell'operatività del sistema. Da qui la richiesta al governo di istituire una task force governativa che veda al tavolo anche i consulenti del lavoro per redigere un piano strategico per contenere ora gli effetti negativi e per ripartire poi con efficacia una volta finita l'emergenza. Non vogliamo lamentarci né difendere un presunto status quo, chiosa Megali. Chiediamo meno burocrazia e tempi più rapidi per poter dare in velocità risposte alle aziende che in questo caso sono sinonimo di risorse e di prospettive.